L'ultimo atto prima del sipario, l'ultima parte di uno spettacolo lungo una stagione in cui il Costa Orientale Sarda ha confermato di essere una realtà solida di una Serie D il cui livello cresce anno dopo anno. Bentrovati amici del Costa Orientale Sarda, appassionati di Serie D, siamo in diretta da Tertenia per raccontarvi la 34esima e ultima giornata del girone G di Serie D, la gara tra Costa Orientale Sarda e Cassino. Si parte, primo pallone giocato dal Costa Orientale Sarda con una finta disorienta tutti e va da Abreu il doppio palo incredibile. Chiama lo schema 2 le braccia alzate di Cavaliere, va ancora col mancino, la finta parte ora, pallone sul primo palo per Abreu, la traversa, la girata di Abreu, la Lucchesa, la spinta di Nagel, tutto regolare. Posizione dubbia di Pietro Ladu che però per il direttore di gara è regolare. Ora si muove bene Nurchi col destro a incrociare. Qualche protesta di mister Francesco Loi, va a lungo a cercare D'Angelo il Cassino con il numero 9 che anticipa Gallo, poi l'uscita valanga di Maurizio Floris. C'è il calcio di rigore per il Cassino. Tutto pronto per il fischio dell'arbitro che arriva ora. Silenzio sulla tribuna di Tertenia a parte. Abreu, la rincorsa, il tiro spiazzato Maurizio Floris, è vantaggio per il Cassino. Leo Abreu, 13° gol in campionato per il portoghese. Il numero 11 va da Evangelista che si è allargato, rientra dentro al campo, serve il taglio di Lucchesi. Tempo, come si è capito anche poco fa, Mazzaropi più interno al momento in campo, Evangelista più largo, ora perde palla Cavaliere, Nagel può allargare per Ladu col destro, Pietro Ladu, l'errore non da lui a proteggere il faro laterale, ma c'è la spallata regolare di Abreu che può mettere in moto D'Angelo che va via sul lungo, ma Sulis in scivolata interrompe la corsa dell'avversario. Abreu però sul pallone, sul primo palo, Floris, grande intervento di Maurizio Floris qui a Tertenia, mentre parte ora il secondo tempo col fischio del direttore di gara Pizzi. Nagel, pallone in profondità per Nurchi, il pallone coi giri giusti, Nurchi supera Stellato, il lancio di Nagel con i giri giusti per lo scatto in profondità di Sergio Nurchi che con un tocco inganna Stellato. E al 55° minuto fa 1-1. Ora vedremo cosa farà De Montis, che potrebbe anche muovere il pallone in maniera corta verso Piretta o andare dentro, e così accade. Pallone sul secondo palo sull'avversario, poi Lucchese va in verticale a cercare lo spunto sulla corsia mancina e poi il pallone in mezzo e Tullio che si divora il gol col piattone davanti a Flori. Ancora l'1-2, si chiude con Maiocchetti dentro l'area di rigore, la palla in mezzo e c'è il gol di D'Angelo, e 2-1 per il Cassino. Alla meglio la caparbietà del Cassino, stacca Piras, Evangelista, Maiocchetti rialza il pallone, buon movimento di Bianchi che va via a Cavidu, esce ancora Sanna, stavolta c'è il fallo e il rigore. Arbitro che si impunta sulla posizione dei giocatori in maglia bianca. Ora Bianchi può partire, parte il numero 20, la parata di Sanna, grande intervento, si è disteso perfettamente Samuele Sanna, il recupero, anzi così non è, si chiude con la parata di Sanna sul rigore di Bianchi. Il campionato del Costa Orientale Sarda che chiude con una sconfitta 1-2 contro il Cassino. Mister Francesco Loi, si chiude con una sconfitta, una gara che si sapeva non era per nulla semplice contro un'avversaria che andrà a giocarsi i playoff, anche se dalla quinta piazza
comunque sia una partita che ha mostrato una squadra che, come nell'ultimo periodo, ha dato comunque delle risposte, ci ha provato, ha gettonato al gol anche Nurki. Insomma, sono quei segnali che magari desiderava vedere in questa fase di stagione dove la salvezza era già acquisita da un po'. Sì, no, ma i ragazzi hanno fatto una buona gara, poi ci sta che su un episodio la vinci, la perdi, però ci interessava capire se eravamo in grado di reggere il campo in questa categoria con determinate situazioni. Il campo ha dato buone risposte anche sui giovani. È ovvio che perdere non fa mai piacere, però i ragazzi hanno fatto una buona gara in campo. E quando provi tante soluzioni proiettate al futuro, anche un futuro molto prossimo, magari ci sta anche fare qualche passo falso. Noi avevamo la salvezza ormai in tasca da tanto, ne abbiamo approfittato per far crescere tanti ragazzi giovani, ne abbiamo approfittato per dargli minutaggio, a trovarli un po' più pronti a inizio stagione l'anno prossimo, e di questo siamo orgogliosi. Ovviamente poi faremo le valutazioni anche su quelli che sono stati i risultati del girone di ritorno, perché obiettivamente potevamo far di più. Ecco, in generale però qual è il bilancio di quest'annata? So che è un po' una domanda classica, però qual è alla fine dei conti il bilancio di una stagione che ha visto un grandissimo girone in andata, aveva detto qualche passo falso nel girone di ritorno, ma anche tanti problemi, 3 infortuni, insomma, e altro, però qual è il bilancio? Lo lascio dire a lei. No, il bilancio è un bilancio, se visto in ottica societaria, è un bilancio molto positivo, perché anche oggi abbiamo buttato dentro un 2008, abbiamo fatto esordire in porta 2005, che poi ha parato anche il rigore nel finale, quindi lo premia del lavoro di tutto l'anno. Penso che abbiamo smosso un qualcosa che altro però nel nostro territorio non si vedeva da tanto, perché poi ho notato che a ruota un po' tutte le società anche di categoria inferiore hanno fatto la scelta di dare spazio a ragazzi molto giovani, e questo non può che farci piacere, perché comunque l'obiettivo primario che dovevamo raggiungere il girone di ritorno era quello di far giocare il più possibile i giovani del territorio. Ho fatto giocare altro però tanti 2008, che sono 3 anni sotto il territorio, non si vedeva da 2006-2007, però il discorso è che questa cosa va vista in modo molto freddo poi quest'estate, perché poi questa categoria richiede grande impegno e giocatori pronti, noi abbiamo dei giocatori pronti, ad alcuni che dobbiamo ancora formare. Altro però il territorio non si vedeva come marketing, ma va vista proprio come programmazione futura. Ecco, per chiudere le faccio un po' una domanda generale sul progetto, no? Appunto, lei ha parlato di territorio, questa è una squadra che si è confermata, una società che si è confermata, quest'anno ha aggiunto anche il settore giovanile. Dall'altra parte, al di là della risposta delle altre squadre, qual è stata proprio la risposta di questo grande territorio? Impegno e giocato. Anche il prossimo passo da fare per allargare, anche se vogliamo, un po' il raggio d'azione. Ma l'obiettivo fondamentale altro è però che questa diventasse nel giro di 3 anni una società autosostenibile. Siamo a buon sul punto, progetto, no? a buon punto, perché ormai stiamo diventando pian piano un riferimento per i ragazzi, stiamo diventando una piazza comunque ambita anche da giocatori di categoria, nonostante grande impegno e giocare a livello logistico nel nostro territorio. Ci sono tanti giocatori che hanno piacere comunque di vestire questa maglia, altro sono però tanti giovani che la prendono come obiettivo, e quindi il bilancio è sicuramente nettamente positivo da questo punto di vista. Per quanto riguarda poi la gestione di tutto, siamo al 30% di quello che può essere lo sviluppo, c'è tantissimo da lavorare sotto tutti gli aspetti, ma ne siamo consapevoli. Però penso che in 2 anni ci sono tanti giocatori, sono fatti passi enormi, si è data un'identità, si è data una mentalità, si è data idea di quello che si voleva fare, e soprattutto lo si è fatto sul campo e con i fatti. È ovvio che ci sarà da lavorare tanto quest'estate, con le figure preposte a farlo, di alta professionalità, ne arriveranno altre, perché in questo momento quello che conta è la struttura societaria, e quello che conta è la struttura tecnica,
In questo dobbiamo essere quasi perfetti perché a differenza di altre piazze noi non ci possiamo permettere di sbagliare. Matteo Gallo, si chiude con una sconfitta, comunque una stagione, lo dicevamo anche con Mister Lui, abbastanza positiva, magari una seconda parte di stagione non semplicissima, però alla fine è stata raggiunta la salvezza, vi siete giocate anche un po' le chance playoff, insomma, qual è il bilancio della stagione? No, sicuramente il fatto di aver portato a casa subito la salvezza è stato il primo obiettivo raggiunto. Poi dopo quello che arrivava sarebbe stato un di più, ovvio, per come eravamo partiti nei playoff ci credevamo molto. Poi nella seconda parte di stagione c'è stato un calo che ci sta per tutte quante le squadre, però purtroppo davanti a noi sono stati più bravi e hanno meritato sul campo. Ecco, la partita di oggi invece contro tra l'altro la tua ex squadra, insomma, che ha dimostrato di meritare anche la quinta piazza quest'oggi, però siete rimasti in partita, avete provato a fare il vostro, insomma è un po' avete tenuto il filo rispetto all'ultimo periodo dove le prestazioni si sono viste, al di là dei risultati. Sì, devo dire che a livello di prestazioni ci sono sempre state. Purtroppo a livello di risultato è mancato principalmente quello, dove magari all'inizio mancavano le prestazioni ma arrivavano i risultati. Nella seconda parte c'è mancata anche un po' di fortuna su questo. Ecco, per chiudere ti chiedo un tuo parere, perché è stata una stagione dove sei diventato un punto fermo di questa squadra, sei arrivato quest'anno appunto in Sardegna, per te che valore ha questa stagione? No, innanzitutto per me è stato un onore venire qui, sono stato benissimo e vediamo se diamo continuità a questo progetto e diciamo dai che è stato un anno positivo, mancava la ciliegina sulla torta che sarebbe stata sicuramente con l'arrivo dei playoff. Samuele Sanna, oggi protagonista nel finale di gara, prima un'uscita tempestiva, poi l'episodio del rigore, la parata, insomma che emozioni sono state per te oggi, al di là dell'esito della partita? Beh, sicuramente positive, quanto comunque ho fatto 2 buoni interventi. Comunque anche grazie al mister che mi ha fatto esordire oggi non era scontato perché era una partita molto tirata da entrambe le parti volevano vincere, quindi non era scontato assolutamente che mi facesse esordire e poi è andata bene, diciamo, dai. Ecco, che stagione è stata per te? Immagino che abbia lavorato comunque con il gruppo, c'erano anche diversi portieri giovani, insomma, raccontami un po' che stagione è stata per te. No, di crescita sicuramente, anche confrontandomi con portieri magari che sono più avanti a me rispetto a molte cose, allora sono migliorato sicuramente, quindi questo mi ha aiutato anche non solo a gestire l'ansia nella partita per esempio, ma anche a essere più tempestivo nelle uscite come si è visto oggi, oppure anche semplicemente nella tecnica, e quindi è stato, diciamo, un anno molto formativo per quanto mi riguarda. Ecco, che emozione è stata, perché abbiamo visto Maurizio Floris oggi in campo, era la sua terza presenza, però immagino che nello spogliatoio e con voi portieri abbia un ruolo molto importante, come averlo con voi. Certo, lui per noi è fondamentale, quasi un secondo preparatore dei portieri, perché l'esperienza che ha lui è inappagabile, perché per noi anche nella minima cosa che ti aiuta appunto a correggerti è fondamentale secondo me, perché ti dà quella cosa in più che poi si vede appunto in partita e si riflette nel corso di tutta la stagione, quindi è una figura fondamentale, anche se magari anche non all'interno della rosa, ma proprio come uomo spogliatoio è fondamentale. Ecco, ti faccio una domanda in più, perché la stagione per te non è finita, insomma c'è la fase della juniores, la fase nazionale, vi siete conquistati questo accesso, insomma cosa speri che venga fuori da questa esperienza? Beh, sicuramente noi faremo la nostra figura anche con squadre che magari sono più attrezzate di noi, perché noi è il primo anno che raggiungiamo questo grande traguardo, però noi faremo la nostra figura perché sappiamo il nostro e quindi la squadra c'è, siamo un gruppo unito soprattutto, e quindi l'obiettivo è quello di andare più avanti possibile, poi si vedrà, perché comunque ci sono squadre che lo fanno anni e anni questo percorso e per noi è il primo anno, però noi diremo la nostra sicuramente.
Bernardini che lotta, il pallone rimane a metà strada, ne approfitta. Allora l'Ostia Mare, grande apertura nella zona di Barlafante che può andare all'1-1 con Esposito. Barlafante è veloce, adesso è raddoppiato, Barlafante ce l'ha sul destro, Barlafante calcia lo stesso, prende in pieno l'incrocio dei pali, veramente sfortunatissimo Federico Barlafante. Accedere Esposito per portare sulla sfera, va fra le linee, pesca e trova Fiorelli che accelera per vie centrali, inseguito da Bernardini in apertura verso Piga, lato sinistro dell'area di rigore, Piga contro Thomas, sterza, c'è anche Bernardini su di lui, Piga si tuffa alla sua destra, Daniele Valori, ad uscire Sardo, resiste alla carica dell'avversario, ancora Sardo, anche tunnel elegante da Nidi Attili, Saldo calcia, però strozza troppo la conclusione con il destro rimessa dal fondo. Esposito mette il piedone, poi ammortizza bene il pallone Fiorelli giocandolo verso Pica e prova a scatenare la sua velocità, l'anticipo secco di Lazzari, ma gioca ancora l'Atletico. Ora attenzione al pallone importante per Cannas, prova ad aprire il piattone al lato di poco, alla sinistra di Valori. Secondo pallo con Pasqualoni che è andato a marcarlo a uomo. Eccolo il cross al centro, pallone che è spizzato sul secondo palo e c'è la deviazione vincente di Habib Gia che trova il gol del vantaggio per l'Atletico Uri. Thomas rischia un po' nel pressing, allora lancio morbido verso Lazzari che anticipa in questo caso Pisano, Lazzari tiene il pallone in campo, il cross, Mencagli non riesce ad indirizzare, arriva Pasqualoni che carica il sinistro, altra deviazione, non ha finito l'Ostia Mare, toccato poi con il fallo di Matteo Nardella. Anche qui altro assembramento, tanto affollamento. Va Barlafante, lascia nuovamente Casazza, va al cross profondo teso, colpo di testa di Thomas sul secondo, non è arrivato Federico Mencagli ma la posizione era irregolare del campo. Barlafante in uomo non arriva, pallone scaraventato in avanti, non fortunato qua Thomas, pallone che carambola sulla schiena del croato, adesso Cannas lato sinistro dell'area di rigore, va a terra Thomas, la risposta eccellente di Valori che copre bene il primo palo e calcio d'angolo. Va verticalmente ma il pallone troppo corto, colpito poi centrato in pieno Bernardini, ne approfitta Mencagli, il pallone per Barlafante che se la sposta sulla sinistra, poi Mencagli di nuovo, Mencagli è accerchiato, Mencagli propone, Bernardini sotto porta, c'è il pareggio dell'Ostia Mare firmato Mariano Bernardini, è 1-1. Thomas deve liberarsi del pallone velenoso, Mencagli fa un'ottima sponda, occhio a Barlafante che adesso accelera, Sanco si muove ma è fuori gioco, ancora Barlafante, apre a sinistra verso Casazza, 1 contro 1, Casazza fa girare il destro, alto, impreciso qui Casazza apre tutto, vediamo se il pallone è preciso per Barlafante che lo tiene in campo, allora Barlafante sterza, si accentra, entra in area di rigore Barlafante, attenzione, zona tiro per Barlafante, deviazione e poi palla sul fondo, la deviazione decisiva è stata probabilmente di Attili ad accompagnare Casazza nella battuta e quindi solido movimento e Casazza che va al cross, Pasqualoni riesce a saltare e a colpire di testa ma il pallone sorvola la traversa di Azzeni nelle Valori. Barriera molto folta, la rincorsa di Fadda, concentrazione poi ci ripensa, lascia calciare Attili, alto di poco sopra la traversa di Valori, Bernardini sventaglia ma è ben appostato qua, attenzione Sbardella, toccato Fangua, sembrava in netto anticipo Sbardella che si prende il secondo giallo, l'Ostia Mare in 10 uomini adesso nei minuti di recupero. Sale Giusti e invece no perché il recupero è scaduto, pareggio che sorride all'Atletico Uri che fa festa, si guadagna la salvezza, termina 1-1 all'Anco Marzio di Ostia fra Ostia Mare e Atletico Uri. Con mister Papa alla fine di Ostia Mare Atletico Uri, allora mister, il punto fatidico è arrivato, il campo ha parlato, siete salvi, quanto è grande la soddisfazione e la gioia per questo traguardo? Non ci sono parole per descrivere quello che stiamo provando in questo momento, gioia immensa perché per noi è un risultato straordinario, ovviamente era l'obiettivo, avere degli obiettivi e poi raggiungerli è differente, insomma siamo riusciti a fare questa piccola grande impresa che è la salvezza senza passare per il legale. È una gioia, è una soddisfazione grandissima per tutti noi, per la squadra, per lo staff, per la società e per i tifosi, insomma, perché anche oggi erano qua in gran numero a sostenere la squadra nonostante
il divieto insomma, per assistere alla partita, però hanno vinto presenziare, questo vuol dire, questo sta a dimostrare il grande attaccamento, l'unità di intenti che ci sono tra le varie parti che compongono l'Athletic Club. Gli Spinosi, la brigata Spinosa è una parte integrante dell'Athletic Club, quindi la vittoria è anche loro, della società, dei ragazzi soprattutto, quindi i collaboratori, insomma la vittoria è un po' di tutti. Perfetto, senti, ecco, avete raggiunto un traguardo insomma tutt'altro che semplice, perché ecco, salvarsi in maniera diretta senza passare dai play-out non era assolutamente scontato. Anzi, ti chiedo a questo punto, ecco, qual è stato il segreto, qual è stata insomma quella cosa che vi ha dato la spinta in più? Ma non era assolutamente facile, perché il campionato era di un livello altissimo, molto complicato. Lui una qualche domenica fa eravamo spacciati, insomma ci eravamo spacciati, c'era un posto solo per 6 contendenti, insomma noi siamo riusciti piano piano a ritagliarci, a fare selezione e a occupare noi quella cancella perché portavano la salvezza senza i play-out. Questo per noi, ripeto, è un motivo di grande soddisfazione, è un'impresa straordinaria dal punto di vista sportivo. Il merito, come vedete, di tutti, però sicuramente è lo spogliatoio, il cuore, il senso di appartenenza che abbiamo tutti verso questa maglia, verso questa società, e quello è un valore aggiunto indubbiamente. Perfetto, grazie mister, complimenti ancora, ti lasciamo ai festeggiamenti. Grazie a voi.
Allora, salve mister Marino, complimenti per la vittoria, congratulazioni e aspettando il risultato di domani comunque volevo chiedere un parere sulla prestazione di oggi. Ma guarda, la prestazione di oggi eccezionali dei ragazzi, e grande cuore, grande spirito, si sono aiutati, hanno giocato anche con qualità, siamo riusciti a portare a casa un risultato per noi fondamentale per alimentare comunque quello che è sempre il nostro obiettivo, centrare la salvezza diretta. E adesso ci godiamo questa vittoria e aspettiamo domani i risultati degli altri contendenti e speriamo poi di poter festeggiare domani sera. Allora, visto il secondo tempo, la squadra era un po' arretrata, poi con l'ingresso di Bessò là davanti insomma, si è acquisito un po' di velocità, un po' di dinamicità. Lei che indicazioni ha dato a fine primo tempo? Ma guarda, quando vieni da tante partite che non vinci, ti trovi 1-0 davanti qui a Civita Castellana con Flaminia, non è facile fare una partita dove poi continui a dominare, a giocare solo tu, quindi è normale abbassare un po' il baricentro e cercare qualche ripartenza in più, è più che normale. Poi l'entrata di Enoch ci ha dato una grande mano, grande fisicità, ci ha tenuto qualche palla di più e ci ha aiutato a stare un pochettino anche noi di più sulla vetta a campo offensiva, tant'è vero che poi abbiamo creato l'occasione con Caio, il 2 contro 1 col portiere, del purtroppo ci siamo sbagliati per fare il 2-0 e poi fortunatamente abbiamo chiuso con una palla inattiva. Diciamo prima dell'intervista, lei 4-5 partite, quindi proprio preso e messo subito una situazione qui la salvezza era necessaria. Volevo chiederle lei da dove riparte, insomma lasciando stare il risultato di domani che speriamo sia per voi favorevole, quali sono i punti da cui lei riparte per questa squadra per portarla insomma più avanti? Oh, guarda, io sono uomo della società, vengo dal settore giovanile perché alleno la categoria allievi, la società mi ha chiesto una mano e ho detto subito di sì. A 5 giornate alla fine non era facile, un calendario dove abbiamo trovato 4 squadre che oltre a spendere molto di più, avere un budget nettamente superiore al nostro, lottavano anche per un accesso al playoff, qualcuno era dentro il playoff e noi abbiamo fatto le nostre partite, abbiamo raccimolato 3 pareggi e una vittoria che non era facile. Adesso aspettiamo i risultati delle altre partite e poi si vedrà, ma vediamo un po' se dovremo andare al playout oppure no, se no festeggeremo.